al professore. Allora, cari telespettatori, adesso siamo qui in studio per parlare sempre di conseguenze del consumo di suolo e da che cosa può provocare. Da una parte il senatore Giorgio Santini, grazie di essere qui con noi, senatore, che ci spiegherà alcune dinamiche perché è portavoce dell'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile. Quindi sviluppo sostenibile in Veneto è anche una bella sfida. Dall'altro abbiamo invece in collegamento con noi la dottoressa Chiara Mio, professore del Dipartimento di Management all'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie professoressa di essere qui con noi, che ci parlerà del cambiamento climatico. Noi lo vediamo costantemente e in molte parti del nostro territorio. Quindi come si può cercare di far unire queste cose per poi cercare di ottenere anche un territorio che sia vivibile. Però vorrei partire con lei, senatore. Innanzitutto, essendo esponente di questa associazione, l'associazione che cosa fa? In che modo si innesca in questo progetto di cui è capofila Confcommercio? L'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile nasce 2 anni fa e nasce per aderire a un'associazione nazionale che si chiama con lo stesso nome, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, che sostanzialmente cerca di sensibilizzare, spingere le istituzioni ad attuare un grande accordo a livello internazionale, la cosiddetta Agenda 2030 dell'ONU, raggiunta nel 2015 e sottoscritta da 193 paesi, cioè praticamente tutti i paesi, che si è data 17 obiettivi da raggiungere sul tema appunto della sostenibilità. La sostenibilità, per dirla in una parola semplice, è sostanzialmente un concetto dal dizionario che significa che le generazioni che hanno attualmente delle condizioni di vita debbono ovviamente cercare di mantenerle per loro, ma a condizione di lasciare le stesse possibilità di vita alle generazioni future. Quindi consegnare, diciamo, a chi verrà dopo di noi un mondo che sia almeno in grado di dare le cose che ha dato a noi. Chiaramente questo è un concetto che rimanda subito alle prospettive che abbiamo in diversi campi invece che sono negative, in particolare al campo del cambiamento climatico e quindi della sostenibilità ambientale, ma purtroppo oltre a quella ambientale la sostenibilità poi diventa anche sostenibilità per esempio di tipo sociale, quindi le disuguaglianze che aumentano o tutte diminuiscono. accezioni negative, infatti. Oppure anche compatibilità, sostenibilità di tipo economico. Allora, cosa fa l'ASVIS e cosa fa l'ASVES? L'ASVES lo fa uguale all'ASVIS ma in Veneto, cioè con connotazione regionale, per fare un discorso ancora più legato al nostro territorio. Cerca di indurre tutte le nostre istituzioni a rispettare questo protocollo, questo accordo, che ripeto è raggiunto nel massimo livello possibile e che è fatto di una serie di parametri, insomma, no, che dicono a quali condizioni noi possiamo rispettare la legge di cui parlavo prima, cioè riconsegnare il mondo in condizioni di sostenibilità a chi verrà dopo di noi. Detto questo, è chiaro che la connotazione principale di questo tema è il tema ambientale, no? Da quell'accordo del 2015 nacque anche poi l'incontro di Parigi che tutti ricordiamo, che ha fissato dei target perché il cambiamento climatico non vada oltre certi limiti, il surriscaldamento del nostro pianeta, e questo discorso che riguarda il clima si fa anche per tutti gli altri fattori, uno dei quali è proprio l'utilizzo delle risorse che abbiamo, la terra, il suolo, come il mare, come l'acqua, come l'energia, è una grande risorsa che favorisce questo tipo di sviluppo, ovvero se viene meno lo pregiudica, esatto. E quindi da qui nasce il fatto. Allora, cosa è riuscita a ottenere finora ASVIS e ASVES? Che con una forte pressione a livello anche politico, che io ebbi occasione di conoscere il portavoce dell'ASVIS, professor Giovannini, anche lui ministro del lavoro nel governo Letta, proprio nella mia esperienza parlamentare, da qui è nata anche poi la volontà di continuare, è riuscito l'ASVIS, facendo dei rapporti dal 2016 in poi, quindi subito dopo il 2015, annuali per dire l'Italia a che punto è rispetto a questi 17 obiettivi di sostenibilità
E facendo questo viene fuori purtroppo che in moltissimi obiettivi siamo lontani, e poi vedremo anche il Veneto, e da qui è nata l'idea allora che vengono costituite in tutti i paesi, noi parliamo dell'Italia, delle strategie, degli interventi insomma sulla sostenibilità sia a livello nazionale che a livello regionale. Perfetto. Ecco, venendo quindi a noi, ecco, questi rapporti l'ASVIS li fa ogni anno, Certo. per esempio proprio domani sarà fatto il rapporto 2020 presentato a Roma nell'ambito della giornata conclusiva del festival che noi facciamo ogni anno sulla sostenibilità, e questi rapporti aiutano molto poi anche le strategie, perché da come siamo messi si capisce come possiamo andare avanti. In che modo la professoressa, quindi faccio fare a lei l'aggancio con la professoressa Mio? Quindi, allora, l'aggancio è immediato, perché i fattori più critici, o tra i fattori più critici, noi abbiamo proprio, anche in Veneto, e anche comunque in generale in Italia, abbiamo proprio questi due fattori molto legati al territorio e al clima, che dipendono anche però poi da altre situazioni di tipo economico eccetera. Allora, per quanto riguarda il Veneto per esempio, noi siamo una regione che su alcuni indicatori è in una posizione migliore del resto del paese, ma su alcuni indicatori abbastanza importanti è invece in condizioni molto preoccupanti. Uno di questi è il consumo di suolo. Perfetto. Nel quale noi abbiamo siamo la seconda regione d'Italia per consumo di suolo, dopo la Lombardia, però quello che conta purtroppo in questi casi non è tanto il dato storico, perché quello è dato anche da quello che è capitato, ma dal fatto che c'è la crescita negli ultimi anni, siamo la prima regione, cioè la regione che cresce di più nel continuare a consumare suolo, invece che rigenerare il proprio territorio senza consumo di suolo. E questo ovviamente assieme al cambiamento climatico è uno degli argomenti sui quali bisogna intervenire subito, perché diversamente nascono davvero tanti problemi. Li vediamo tutti i giorni. La somma di questi due fatti comporta il degrado del territorio, quindi il modo in cui si consuma il suolo, e il cambiamento delle condizioni atmosferiche che crea quei fenomeni estremi che siamo abituati adesso purtroppo a vedere molto frequentemente, generano un effetto molto negativo sulla vita delle persone, delle comunità, sul dato economico, su tutto quello che è il futuro di un territorio. Ecco, questo è il dato e questo è l'impegno che dobbiamo avere per cambiare questa situazione. Professoressa, ha sentito l'input del senatore, chiarissimo. Che cosa sta succedendo a livello territoriale? Perché quando si parla di cambiamenti climatici ci collochiamo sempre in un'ottica mondiale, no? Poi le cose capitano attaccate a noi, non ce ne rendiamo neanche conto, oppure se non ci toccano direttamente li guardiamo un po' così con distacco. Quindi il suo studio su che cosa verte? L'attenzione che io pongo da molto tempo è su come il mondo delle aziende deve occuparsi di questi temi che ha ben introdotto l'onorevole Santini, perché c'è il rischio che si ragioni in maniera strabica, cioè da un lato la grande preoccupazione per queste tematiche e poi il qui ed ora che riguarda vuoi i comportamenti individuali, vuoi il mondo delle aziende, risponde ad altre logiche. Invece gli studi ma anche la pratica dimostrano che di fronte ai temi della sostenibilità, e fra un attimo li preciso, ci possono essere due tipi di strategie. Una passiva, per cui arriva il Covid, le aziende si bloccano, le aziende si fermano, d'altra parte è stato un impatto, uno shock notevole, oppure una strategia di tipo preventivo, proattivo, in modo tale da considerare che gli aspetti ambientali e sociali fanno ormai parte della competizione, del mercato, del mondo e quindi l'azienda è opportuno che li consideri e sia pronta a farvi fronte. Per esempio, per essere concreti, le aziende che erano già organizzate in modo tecnologico con lo smart working, di fronte all'opportunità di far lavorare da casa i loro dipendenti, hanno avuto meno contraccolpi di altre, al netto del problema di mercato. Le aziende che erano già pronte sul web per le vendite online hanno avuto meno contraccolpi di altre. Quindi non è che il Covid, per restare nell'esempio, non abbia dato problemi ad alcune aziende ed altre sì. Ha impattato su tutte, però quelle che hanno avuto una strategia proattiva hanno saputo reagire meglio. Stessa cosa col consumo di suolo. Per quanto riguarda il consumo di suolo, vorrei far riflettere su questo.
Le imprese del Veneto, così come potremmo dire dell'Italia, ma oggi parliamo del Veneto, hanno ormai una scala di concorrenza minimo nazionale, per cui devono porsi la domanda perché qual è il loro punto di vantaggio rispetto a un'azienda ubicata altrove, perché uno dovrebbe comprare da un'azienda meccanica piuttosto che manifatturiera o da un commerciante del Veneto piuttosto che da un altro territorio. Bene, bisogna riflettere sul valore aggiunto che il contesto sistema, territorio può dare alla localizzazione di un'azienda, perché se le imprese del Veneto sono capaci di far parlare i loro prodotti del territorio, allora è interesse di tutti difendere questo territorio e mantenerlo sempre più bello. Un territorio molto cementato, pavimentato, dove l'acqua, quando cade la pioggia, non si riesce a camminare, tocca andare con la canoa, non è di sicuro un territorio preservato. Allora questo diventa anche un tema di interesse per le aziende e questo non significa limitare lo sviluppo, perché il rispetto del territorio dà modo a tutta una filiera di edilizia e di architettura e di urbanistica, di rigenerazione urbana, che addirittura ha contenuti di valore aggiunto ancora più alti. Quindi, provando a concludere, l'approccio allo sviluppo sostenibile delle imprese non può essere giocato in difesa o pensando oddio c'è un altro costo, c'è un altro vincolo. Si tratta di cogliere in chiave strategica delle opportunità, anche perché il nostro territorio è molto bello e vediamo che i consumatori sono disposti a pagare un po' di più per riconoscere le bellezze del territorio e su questo dobbiamo innestare. Diversamente, e chiudo, noi non possiamo non mettere in relazione la bruttezza che stiamo generando con le nostre politiche, la bruttezza di un territorio che ha delle qualità uniche al mondo, dalle Dolomiti a Venezia, ma la cementificazione ha fatto sì che non abbiamo preservato proprio bene, non lo stiamo facendo. Non possiamo non mettere in relazione questo dato con la fuga dei ragazzi. In Veneto noi abbiamo un'emorragia, un saldo negativo fra ragazzi che vengono da noi o che stanno qui e studiano e ragazzi che finito di studiare se ne vanno. E se le imprese non sono in grado di trattenere i talenti, forse a parità di stipendio, a parità di altre condizioni, vuol dire che l'ecosistema, il contesto che sta intorno, influenza le decisioni dei ragazzi sul restare o partire. E quindi questi sono temi di cui le aziende devono assolutamente occuparsi, ripeto, non in chiave di costi, ma proprio in chiave strategica. Gli studi che abbiamo dimostrano che c'è una convenienza assoluta ad affrontare in questo modo. Ci sono esempi virtuosi cui attingere, secondo lei? In giro per il mondo, o se non ci sono in Veneto o in Italia? Guardi, l'esempio che ho fatto, e faccio l'esempio con un bene che indica anche in ottica di economia circolare cosa si può fare. C'è stata un'azienda, ma poi questa cosa è stata seguita anche da altre in Veneto, che ha preso del legno brutto che in passato si sarebbe usato come scarto, che sono le briccole, cioè i pali della laguna di Venezia, quindi pali che sono stati nelle profondità delle acque, e le ha valorizzate e ne ha ricavato dei pavimenti meravigliosi, peraltro con un valore unitario notevole. In tutto il mondo sono disponibili a comprare quel legno lì, di quell'azienda veneta, perché parla del Veneto, non tanto e non solo per le qualità intrinseche del legno. Ma guardi, Venezia ma il Veneto, nel senso che quello che vorrei mettere in luce è la capacità di un'azienda di far parlare un prodotto di un territorio circostante, perché le ville venete che noi abbiamo disseminate in tutto il territorio, le Dolomiti al nord, la qualità proprio della vita, resto un attimo su un altro indicatore, devono essere trasferiti nel prodotto e nella storia dell'azienda, nella narrazione dell'azienda. Il Veneto è un territorio che parte agevolato rispetto a certe prospettive, rispetto ad altre metropoli. Abbiamo una densità urbana nettamente inferiore, per esempio a Milano e alla Lombardia. Tuttavia, se questa densità urbana minore non viene, come dire, confermata da una qualità del verde, allora non ha senso il piccolo centro che viene snaturato. Quindi tutta questa bellissima modalità di occupare il territorio nei piccoli centri deve essere confermata e rinforzata riconoscendoli. E quindi non è Venezia, è il Veneto, è il territorio, perché non si capisce, chiudo, perché ci siano olandesi che vanno in giro con la ciclo, a fare cicloturismo in posti molto meno belli del Veneto, in Italia o fuori dall'Italia,
e di sicuro non trovano bellezze architettoniche o artistiche. Si tratta di avere la capacità di proporre un territorio, di crederci. Quanto è responsabile la politica? Ultima battuta, chiedo a lei. Ah, guardi, è incredibile vedere nel 2015, quando sono stati fissati gli SDGs a settembre nel Palazzo delle Nazioni Unite, è stata un'iniziativa delle aziende private. Noi non possiamo pensare che siano le aziende a dettare il passo sui temi della sostenibilità. La politica è la grande assente. Va anche detto che questo paese è a macchia di leopardo su questi temi, cioè noi sappiamo che da qualche anno, grazie alle iniziative in particolare di Enrico Giovannini, la legge di bilancio deve anche rendere conto e parlare attraverso gli SDGs. Però poi rischia di restare tutto questo lettera morta, perché non è normale, non è prassi comune interrogarsi rispetto al benessere equo e sostenibile, anche se oggi noi abbiamo un database, quello del BES appunto, che ci permette di leggere lo stato di salute dei territori e delle regioni attraverso questa filigrana, solo che nelle programmazioni regionali, oltre che nazionali, spesso questi aspetti vengono completamente ignorati e disattesi, però i cittadini possono farsi sentire. Grazie mille professoressa, la ringrazio molto e le auguro buon proseguimento e buon lavoro, perché è anche un lavoro molto impegnativo il suo. Grazie molte. Senatore Santini, ha sentito appunto la professoressa, c'è anche una responsabilità istituzionale, lei è stato nelle istituzioni e conosce le dinamiche del loro funzionamento, malfunzionamento o non funzionamento. Come si fa a coniugare? Ma è possibile che aziende private, adesso poi lavoro anche nell'ambito dell'associazione privata, siano promotrici di iniziative che spingano, che sia l'università e non la politica in sé per sé che porta avanti certe istanze? Poi è quella che può fare le decisioni, può prendere, stanziare budget, eccetera, eccetera. Sì, esattamente, infatti le associazioni, in questo caso come l'ASVIS e l'ASVES, nascono proprio per sollecitare la politica e le istituzioni. Per tirarla per la giacchetta. No? E nelle istituzioni, per esempio, una cosa su cui anche domani nel rapporto nazionale verrà messa molto in chiaro, noi chiediamo che la sostenibilità ambientale venga inserita nella Costituzione, cioè sia un obiettivo costituzionale, infatti, così come c'è l'obiettivo di mantenere, quindi che ogni legge che si fa, questo cosa significa? Siccome ogni legge che si fa deve essere coerente con la Costituzione, non può andare contro la Costituzione, significa che ogni legge che si fa da qua in avanti, diciamo, dovrebbe essere sottoposta al vaglio se rispetta quel famoso principio di sostenibilità per quanto riguarda soprattutto da adesso in poi, oltre che per quello che è successo purtroppo è successo, ma nelle scelte da adesso in avanti bisogna avere la capacità di recuperare dei limiti, delle possibilità, ma con molta convinzione, il problema. Quindi ecco, devo dire che la reazione della politica è stata, diciamo, la spinta è stata minoritaria dentro il Parlamento, no? Prima accennava la dottoressa Mio del problema dei BES. I BES sono diciamo, degli indicatori del benessere equo e sostenibile, è la stessa cosa dell'Agenda 2030, però più in piccolo, riguarda il reddito, l'uguaglianza sul reddito, riguarda la possibilità di avere tutti quanti un lavoro, riguarda le emissioni di CO2 che devono scendere, cioè riguarda condizioni. Ecco, con molta fatica nel 2013 siamo riusciti, allora ero in Parlamento anch'io, appunto assieme all'attuale responsabile di ASVIS, il professor Giovannini, siamo riusciti a inserire questi indicatori non tanto nel bilancio ancora, ma almeno nei documenti di programmazione, perché nel bilancio non sono ancora inseriti, saranno inseriti quando saranno in Costituzione. Ecco, questa è la strada da compiere, cioè la politica ovviamente fa delle scelte, e le fa anche discrezionali, cioè le fa sulla base delle piattaforme del partito, della coalizione che vince le elezioni, a Roma piuttosto che nel Veneto, nel comune piuttosto che nella provincia, eccetera. Però d'ora in poi questa discrezionalità non può essere senza limiti, deve avere dei precisi limiti che rispettino questi obiettivi dell'Agenda 2030, che rispettino il benessere equo e sostenibile e adesso, come le dicevo, che rispettino anche una strategia che ogni regione si deve dare. Per esempio la Regione Veneto, anche con la collaborazione nostra dell'ASVES, sta impostando la programmazione per la prossima legislatura
Adesso per esempio avremo anche una rilevante azione che riguarderà i fondi che derivano dall'Europa e deve condizionare l'uso di queste risorse al rispetto di quegli obiettivi. Perfetto. Come dice peraltro anche la stessa Europa, che aderisce anch'essa all'Agenda 2030, quindi diventa un elemento per qualificare anche l'attività politica ed è bene che su questo la politica sia reattiva positivamente. Perfetto, io lo interrompo, abbiamo la pubblicità, poi avremo naturalmente un'altra intervista di approfondimento, restate con noi tra pochi secondi.